Venezia è pronta ad emozionarsi con il Canto del Voro. Il 2024 è un anno importante per Gianluca Ginobili, Ignazio Boschetto e Piero Barone, che festeggiano 15 anni in musica insieme, una carriera lunga e un'amicizia. Il percorso è iniziato a febbraio con il successo del capolavoro, brano certificato disco d'oro e presentato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, proseguito poi con le date in Giappone e arrivato fino all'Arena di Verona. Con tutti per uno, capolavoro, arriverà a Venezia il 4 luglio, un appuntamento che inaugurerà ufficialmente la stagione estiva dei concerti in Piazza San Marco. Il bel canto è come un'opera d'arte di Caravaggio, è come, ma anche come tutto, come il Colosseo, come Piazza San Marco. È chiaro che potrebbe essere la colonna sonora perfetta, come dicevo, per questa cornice. Cantare le melodie di Morricone o le melodie del grande Puccini o anche della musica del bel canto italiano degli anni 50 o le canzoni nostre, come Grande Amore, come Capolavoro. Sarà il meglio del nostro percorso artistico di questi 15 anni e canteremo anche i brani che abbiamo proposto nelle 3 serate televisive che abbiamo appena terminato a Verona. Tu calcola che in una scaletta ci sono su per giù dalle 23 alle 28 canzoni e noi nel nostro repertorio abbiamo 150 canzoni. Quindi durerà fino alle 7 del mattino, faremo colazione, passeranno con i cornetti. No, sarà con la gondola e cornetti. È molto complicato ogni volta. Un augurio di pace e un saluto. L'anno scorso abbiamo avuto modo di registrare durante il periodo natalizio un brano che si intitola War is Over. Forse non è stato mai così attuale, purtroppo, e quindi abbiamo bisogno di promuovere questo grande messaggio e non finiremo mai di farlo. Ciao a tutti, siamo il Volo. Agli amici di Antenna 3 Media Nord-Est Vi mandiamo un saluto e vi aspettiamo il 4 luglio in Piazza San Marco.